atteggiamento passivo che significa la resa, la rinuncia. E per fare questo non possiamo più limitarci a venire in chiesa a pregare, ma dobbiamo mobilitarci, organizzarci, creare gruppi, movimenti. Noi dobbiamo creare una nuova coscienza, smetterla di avere paura. Siamo noi i più forti, siamo centinaia di migliaia, milioni, contro poche migliaia di criminali. Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno il potere di uccidere l'anima. E ai giovani, anche a loro, io dico, ascoltate la parola di Cristo e lasciateli, sono ciechi e guide di ciechi, camorristi, mafiosi. Non siete niente, ladri, assassini, rapinatori. Siete tutti fuori dalla Chiesa. Sicuramente qualcuno di voi adesso è qui tra noi e mi sta ascoltando. E forse se la sta ridendo perché pensa che tutto questo non serve proprio a niente. Non cambia niente. E se pensa questo si sbaglia. Noi non abbiamo paura di voi, perché voi non siete Napoli. Siete solo schifezza. Voi siete la schifezza di Napoli. Oggi non distribuirò l'Eucaristia. Per la prima volta da che sono prete. Non darò le comunioni. Per protesta. Per vergogna. Perché nessuno di noi oggi è degno di incontrarsi con il corpo di Cristo.